saranno fuori, posso stare nel culo, te lo dico. Perché tu sia felice. Regina di Maria, lacrime invisibili, solamente gli angeli san portarvi. Prossima stazione, Marittima, Terminal Crociere. Next stop, Marittima, Cruise Terminal. Dentro te e al di là l'orizzonte, una piccola poesia ci sarà. Forse esiste già al di là l'orizzonte, una poesia che vorrei rinascere per te e ricominciare insieme come se non sentissi più dolore. Tu hai tessuto sogni di cristallo, troppo coraggiosi e fragili per morire adesso, solo per un rimpianto. Ci sarà
Voglio ringraziare particolarmente Roberto Calderoni, ogni tanto leggo sul giornale io contro di lui contro di me, sono tutte balle, non leggeteli i giornali. Voglio ringraziarlo di Padania, di un fisco sueco, gli aiuti ai comuni e alle famiglie. Uno meglio che l'altra. Questo bellissimo documento si chiudeva con un impegno e con una certezza. L'impegno, noi vogliamo che i nostri atti siano guidati dal rispetto che dobbiamo a noi stessi, ai nostri avi e ai nostri figli. E la certezza racchiusa nella parte finale di quel documento: la Padania sarà tutti coloro che la abitano, la difendano e la amano, e costoro siamo noi. Questo è il nostro... Più forte, facciamo tremare la riva! Facciamo dare un saluto al grande segretario del Veneto, Giampaolo Gobbo! Grazie Padani, grazie Lega, grazie Umberto Bossi. Con grande soddisfazione la nostra meravigliosa Venezia, sede della Serenissima Repubblica, che per 1000 anni ha battuto moneta e ha portato la nostra cultura, la nostra storia, la nostra forza e il nostro orgoglio nel resto del mondo, ma soprattutto ha dato il via a questa nostra fortissima Padania. E non sarà certamente chi oggi vuole distruggere a tutti i costi questa nostra identità che esiste, che c'è, che è una moderna super regione economica, così definita dagli economisti mondiali agli inizi degli anni 90, caratteristica fondamentale di popoli che si mantengono, che si autogovernano, ma che si soprattutto stimano senza avere nel loro territorio materia prima. La materia prima dei veneti, dei padani è la capacità, l'intelligenza, la forza, ma soprattutto la volontà di essere uniti, perché solo con la nostra unione potremo arrivare al nostro obiettivo. E questo credo che i nostri ministri ce lo hanno ben spiegato e ben specificato. Io credo che avere qui tutti i popoli padani è un riconoscimento che la Lega di Umberto Bossi ha dato assolutamente a questa nostra fortissima identità. E quindi io credo che soprattutto oggi, quando addirittura mi sembra che in Italia sia la prima volta che i lavoratori delle ferrovie facciano di domenica, no? Oggi c'era lo sciopero dei treni e tantissimi amici mi telefonavano dicendo non che sei più il treno delle 9, non che sei quello delle 9:30, ma nonostante tutto siamo tutti qui e quelli che non sono potuti venire oggi sono qua con noi lo stesso, e grazie a tutti noi, a tutti voi che siamo a rappresentare quella che è la forza di quel nostro pensiero, che è la libertà di un Veneto libero in una libera Padania. Questo nessuno di noi deve mai dimenticarlo. E io credo che oggi, pur con tutte quelle che sono quei dubbi e quelle confusioni e quelli maleaffari che si sentono, l'unico riferimento è ancora la Lega, e ancora e soprattutto Umberto Bossi! E credo che, come
Roberto Baroni prima ricordava, in quella nostra ideale storia, in quel discorso fatto da Umberto nel 1996, ricordiamoci sempre che è la volontà dei popoli che non si può fermare, perché è la nostra identità, è la nostra forza, è il nostro carattere, il nostro coraggio, e che Veneti e Padani non si è solo per nascita o per etnia, ma per volontà di essere, per volontà di combattere, per l'amore della nostra terra, della nostra cultura, della nostra storia. Noi non siamo contro i popoli, ma per i popoli, e questo è fondamentale in uno Stato che li vuole azzerare, in uno Stato che non li vuole riconoscere. Federalismo significa identità, identità significa libertà, e io credo che questa sia la più bella parola che noi possiamo dire. Oggi certamente ci sono state anche diverse provocazioni, ma quelle provocazioni noi non le accettiamo, a noi queste cose non creano problemi, i problemi invece vengono creati, e dico, se fossero invece ad esempio nella bandiera dello Stato italiano, ma se ieri a quei cortei di quei signori che hanno fatto i disastri nelle nostre terre ci fosse stata la nostra provocazione, questi signori cosa avrebbero fatto? E io chiamo e ringrazio quel nostro giovane militante, come si chiama Corrado? Federico Pallan, che è stato picchiato da 6 giovinastri, che quando gli hanno chiesto ma tu sei leghista, lui ha avuto il coraggio di dire certo sono leghista, e questi 6 facinorosi lo hanno picchiato. Questi non sono nostri, questi non sono nemmeno degni di essere nella nostra democrazia. Ecco perché noi a bocca rispondiamo, noi non accettiamo le provocazioni, ma non vorremmo nemmeno più essere provocati. Grazie allora a tutti voi che siete qua a dimostrare che la nostra forza è la nostra unione, e che soprattutto noi nelle nostre manifestazioni portiamo i nostri bambini, i nostri figli, i nostri anziani, la nostra gente, perché noi non siamo coloro che bastonano, non siamo coloro che vogliono ottenere il proprio obiettivo attraverso la violenza o attraverso il condizionamento. Sono tutti là, ragazzi. Come dentro il partito.